Tomba dei giganti, San Cosimo. Ci può stare San Cosimo, è un bel nome. E... Oggi siamo in giro per nuraghe e tombe. Eravamo in un luogo dove abbiamo incontrato il proprietario del terreno che ci ha fatto entrare, ci ha fatto vedere lo spazio, bellissimo, un tempio a Megaron, bellissimo, fantastico. E adesso siamo qui in quest'altra tomba di giganti. Io sono dietro, guardate quanto è lunga, quanto è estesa questa tomba, è enorme, bellissimo. Per quanto sia grande, ovviamente vi ricordo che non ospitavano giganti. Erano delle tombe collettive, ospitavano sicuramente delle persone importanti della tribù. Queste tombe di giganti sono pre-nuragiche, quindi i nuraghi sono stati costruiti immediatamente dopo, o almeno questa è l'ufficialità. Poi sì, c'è gente che mette tutto in discussione, che i nuraghi siano molto più vecchi, non è l'argomento di questo video. Queste tombe sono grandi, sono enormi, ma non erano tombe di giganti, si chiamano così perché è stato fatto un errore incautamente, l'hanno chiamata tomba dei giganti. È stato un errore degli studiosi sicuramente, perché hanno usato un termine che si era creato in epoca moderna, perché purtroppo i nomi delle cose in Sardegna sono nomi un po' strani, quindi giganti, orchi, fate. Dobbiamo iniziare a chiamare questi luoghi con nomi normali, più onesti. Questa è una tomba collettiva. La cosa importante di questa tomba non è tanto la camera dove c'erano i corpi, ma la parte di fuori, questa che si chiama esedra, è un'ellisse, e questa era l'area in cui poi si celebrava. Infatti io sono sicuro al 100% che quello che era al di là di questa esedra fosse in effetti un backstage, non era una cosa importante. Le cose importanti avvenivano qui. E questa era l'area importante. Magari c'entravano le persone che dovevano lavorare, che dovevano dare il servizio, ma le persone stavano qui. Per quello non dobbiamo più vedere queste cose dall'alto, non dobbiamo più vedere questa forma delle corna, o c'è chi dice addirittura una forma dell'utero. Questo è lo spazio del monumento, lo spazio della celebrazione. Lì dentro venivano messe i corpi, probabilmente venivano scarnificati i corpi prima di entrare qui dentro. Comunque un processo che veniva fatto in questi luoghi. La parte di dietro io non la considero proprio, è esattamente quello che è, una parte di dietro non importante, altrimenti non avremmo avuto questa barriera con il retro. Visiteremo un altro tempio importante, quello dell'Idol, dove andiamo a prendere un po' d'acqua e qualcosa da mangiare, cerchiamo un posto da mangiare. La pausa all'Idol, prendiamo Sì, papà, sono quello. Con la scatola, il porta sandwich, sempre. Sta cascitella. No, questo è Bologna. Mamma, la gente ha stessi ruri. No. Andremo lassù. Questa è la parte più difficile e pesante. La salita, camminare qui non è facile, pieno di insidie, animali, serpenti, ragni velenosi. Siamo quasi arrivati, io mi sono messo anche le maniche corte perché non fa, c'è troppo caldo. Siamo qui, il nuraghe è qua dietro, c'è un'altra torre lì dietro, qua si vede il panorama bellissimo. La vista dai nuraghe è una vista a perdita d'occhio, è assurdo ignorare
le caratteristiche difensive di questi monumenti. E adesso andiamo a Sagascada. No! Ma la casa è male, Gesù. Sagascada.